Rixi ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io devo dire che nel fare questa dichiarazione di voto mi trovo in un certo imbarazzo perché in questo decreto la Commissione ha lavorato in maniera encomiabile, trovando delle intese che hanno superato anche la maggioranza, ma le quali non sono riuscite a entrare in questo decreto per una mancanza di possibilità di poter emendare il decreto sia alla Camera che al Senato. Impossibilità di emendamenti che non è stata spiegata da parte del Governo né da parte dei Presidenti delle Assemblee rispetto a temi, quelli dei trasporti, che prevedono alcune priorità importanti a livello nazionale condivise da tutte le forze politiche che non sono entrate nel decreto. E per questo credo che con grande senso di responsabilità il Parlamento abbia deciso di votare un ordine del giorno all'unanimità per dare un'indicazione al Governo. E l'indicazione al Governo non è solo nei temi, nel fatto che il sistema trasportistico e infrastrutturale italiano piange e nella situazione post-Covid ha bisogno di norme urgenti e non possiamo aspettare che queste norme urgenti, come posso dire, vengano centellinate in decreti come ad esempio il sostegni, che evidentemente si occupa di un altro settore ma non tanto nelle infrastrutture e nei trasporti. Lo dico perché mentre noi abbiamo riportato 3 articoli e faccio miei alcuni interventi in questo decreto, ad esempio sul DURC telematico e sul rinvio, su cui sicuramente ci è stata una grande intesa, ma che probabilmente poteva essere incluso in un decreto anche molto più ampio, ci si attendeva questo, così anche gli altri 2 articoli, quello su Venezia, devo dire che sul concorso di idee, mi lasci dire Presidente, non vedo questa somma urgenza, nel senso che io non credo che le idee si abbiano da qua a giugno e poi non si abbiano altre idee. Io credo che sui decreti di urgenza devono essere affrontate le questioni di urgenza e risolte. Ora, sappiamo che su Venezia c'è un'intesa tra sostanzialmente 3/4 del Parlamento e tutte le autonomie locali su una risoluzione del Comitatone del 2018 che viene costantemente non attuata e bloccata perché non c'è una volontà politica unitaria da parte di una forza politica presente nel Parlamento. Non si può bloccare una portualità e uno sviluppo di un sistema portuale perché qualcuno dice io non medio, io non ci sto perché è più importante l'ideologia che non risolvere i problemi. Ecco, io credo che questo governo debba superare le ideologie, anche perché se no non capisco noi cosa ci facciamo dentro un governo con gente che ha idee completamente diverse dalla nostra, ma dare delle risposte al Paese. Io mi sarei aspettato un po' più di coraggio sulla questione di Venezia, perché il problema è che noi potremmo da subito limitare anche ad esempio gli ingressi sulla Giudecca e su tutta l'area veneziana, se avessimo il coraggio di dare un'indicazione certa alle compagnie crocieristiche su quelle che sono le caratteristiche e le modalità in cui poi verrà sviluppato il traffico sul porto di Venezia nei prossimi anni. È evidente che con un concorso di idee aperto oggi nessuna compagnia crocieristica è in grado di capire che navi dovrà sviluppare nei prossimi anni per entrare a Venezia. Quindi mi auguro che il concorso di idee sia rapido, venga fatto. Mi sorprende che, come posso dire, bisogna fare i concorsi di idee dopo che è 3 anni che si parla della stessa cosa. Probabilmente bisognerebbe assumere più gente che ha idee anche all'interno dei ministeri, in modo da non dover sempre fare i concorsi fuori dai ministeri, perché l'ente regolatrice è il governo e il ministero e lì c'è un problema grossissimo col Ministero dell'Ambiente, perché diciamocelo una volta per tutte, i dragaggi in laguna avvengono da circa 600 anni. La laguna di Venezia non fosse mai stata dragata non sarebbe più laguna, sarebbe pianura, perché ogni anno migliaia di tonnellate di detriti dai fiumi che arrivano dalle Dolomiti finiscono nella laguna di Venezia e, come posso dire, diminuiscono la profondità dei fondali. È evidente che abbiamo una serie di regole che non riescono a tutelare contemporaneamente il miglioramento ambientale della laguna
e una bonifica anche di alcuni siti fortemente, come posso dire, che hanno dei forti problemi anche ambientali, come ad esempio Porto Marghera, perché abbiamo norme ambientali che non ci consentono di fare questa, a differenza di altri paesi. Forse questo è un tema che bisognerebbe affrontare insieme a quello di decidere come fare il porto a Venezia. E quindi qua chiudo il mio riferimento su questo. Noi non abbiamo fatto emendamenti, come ci è stato richiesto dalla maggioranza, e abbiamo anche ritirato gli ordini del giorno. Però poi c'è un limite alla pazienza di chiunque, quindi io mi auguro che nei prossimi mesi ci sarà un'espressione certa su come dovrà essere gestito il porto di Venezia e il traffico in laguna nei prossimi 20 e 30 anni. Se no non parliamo di innovazione tecnologica, di ambientalizzazione o sostenibilità, perché oggi stiamo costruendo navi che non sappiamo come devono essere costruite, perché non diamo noi le caratteristiche del modo e della cura con cui devono essere fatte per poter essere considerate sostenibili nella laguna veneta. Altro tema, il tema della continuità territoriale, tema importante. Ahimè, gli auspici di qualcuno che sia l'ultimo rinnovo mi trovano perplesso di fronte a un bando fatto da Invitalia, che ha già una serie di contestazioni e che in qualche modo rischia di andare deserto. E anche qua mi piacerebbe che ci fosse da parte del Ministero una regia di queste cose e non di subirle, perché non garantire la continuità alle nostre isole è un problema, e anche, come posso dire, consentirla solo nella figura di alcune e non di altri, non in una situazione di libera concorrenza, sono altri problemi, visto anche quello che leggiamo nelle ultime settimane sui giornali, anche sullo stato di salute di alcune compagnie di navigazione italiana. Allora, questi sono i 3 temi che affrontiamo. Cosa non abbiamo affrontato? Cosa c'è che chiede il Parlamento? Il Parlamento chiede che non si verifichino più cose come si sono verificate ieri notte, in cui in Liguria è stato chiuso un viadotto limitato a 3,5 tonnellate, perché dopo 3 anni dal crollo del ponte Morandi non si sono ancora fatte le verifiche su tutti i viadotti. Diteci quanta gente va assunta, facciamo domani una norma di legge, diamo i mezzi per fare i viadotti, ma non è sostenibile che a 3 anni di una tragedia lo Stato italiano non sia ancora in grado di mantenere e di dare la certezza dell'attraversamento delle nostre strade e autostrade e dei nostri cittadini, di farlo in sicurezza. Questo non è accettabile. Quindi noi chiediamo che ci sia uno scatto di reni, un passo in più, che il governo, il ministro si confronti con le forze politiche, non dopo aver scritto un decreto, ma prima di scrivere un decreto, per accogliere le istanze dei territori, le istanze delle forze politiche, le istanze dei sindaci, le istanze delle regioni. Perché guardate, noi abbiamo accettato di arrivare qua, di votare questo decreto e di andare avanti. Oggi invidio un po' gli amici di Fratelli d'Italia. Però lo dico molto chiaro, per noi le infrastrutture in trasporti sono una priorità. In questo decreto non si sblocca un cantiere, non si fa una norma di semplificazione, non si crea un posto di lavoro. Ecco, bisogna iniziare a pensare che quel Ministero deve aprire i cantieri, sbloccare le norme, semplificarle e fare qualche posto di lavoro. Per questo noi ci siamo, portiamo il nostro contributo leali con la maggioranza, però, ripeto, non vogliamo più vivere una situazione come abbiamo vissuto in questo decreto, dove sono state umiliate le Camere, è stato umiliato il Parlamento, sono stati umiliati i deputati, e dove finalmente uno scatto d'orgoglio di questa Camera ha dimostrato che insieme si può lavorare per il bene del Paese, e abbiamo dato delle indicazioni certe per un prossimo decreto che aspettiamo, come ha detto il Ministro, per i primi di giugno. In quel decreto finalmente vedremo se l'Italia vuole ripartire oppure no. Grazie.